trovare tutte quelle soluzioni, tutte quelle condizioni affinché possa aiutare quei giovani a stare nel loro luogo dove vorrebbero stare. Poi ci sono quelli che fanno una scelta che è giusto che facciano le scelte, però dobbiamo creare le condizioni affinché chi rimane qua possa avere la possibilità di trovare una soluzione. Noi ce la stiamo mettendo tutta, nel nostro piccolo stiamo cercando di trovare tutte le soluzioni possibili. So che è difficile, so che è molto difficile anche per loro, ma ci devono credere e devono essere convinti che tutti quanti però devono cercare di collaborare, contribuire affinché facciano il posto più bello e più vivibile, perché se tutti quanti facciamo poco poco del nostro riusciamo a vincere una battaglia. Da solo il sindaco sicuramente non può fare tutto. L'amministrazione può fare tutti gli sforzi, ma se non c'è un paese coeso, unito, non si va da nessuna parte. E quindi l'augurio che dico io è che tutti quanti davvero dobbiamo collaborare, cercare di trovare tutte quelle soluzioni e essere uniti nelle cose, senza guardare i colori politici, perché quelli non portano mai a niente per una comunità piccola come la nostra. Grazie al sindaco naturalmente Ivo Melis e gli auguriamo un buon lavoro. Grazie di cuore. Grazie a te e a tutti i radioascoltatori e grazie a chi ha organizzato questo messaggio forte che porta il nostro messaggio a tutto il mondo e è un benvenuto a chi viene a visitarci, sarà il nostro graditissimo ospite. Grazie e buon lavoro.